Sono passati 6 anni da quel 3 ottobre 2013, quando al largo dell'Isola dei Conigli, a Lampedusa, nel tentativo di trovare una vita migliore, intorno alle 4:30 del mattino morirono 366 migranti. Una vera e propria strage che portò il Parlamento, il 21 marzo 2016, su proposta del Comitato 3 ottobre, nato proprio a seguito del naufragio, a istituire la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, che appunto si celebra oggi. La legge numero 45 del 2016 entra in vigore il 16 aprile successivo, con cui è stata istituita la ricorrenza e ne spiega la motivazione all'articolo 1. Al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per fuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. Una campagna necessaria, visto che nel Mediterraneo si muore ancora, giorno dopo giorno. Gli ultimi dati sugli arrivi risalgono al 29 settembre 2019 e dicono che nei primi 9 mesi di quest'anno sono approdati nel Mediterraneo 78.443 migranti, di cui 64.215 via mare, in particolare in Italia, Spagna, Cipro e Malta, mentre 14.228 sono giunti via terra. Di questi sono 1.028, ossia l'1,31%, le persone che non sono mai arrivate, perché decedute o disperse.